È un'iniziativa particolare che noi perseguiamo da 18 anni. Il nostro team si caratterizza nella storia dei rally internazionali proprio perché uniamo lo sport e la solidarietà. Di conseguenza anche in questa occasione avremo modo di avere 26 moto con noi al seguito del nostro carico solidale, 24 delle quali saranno in gara giustamente con 24 piloti, abbiamo 2 turisti e poi abbiamo il piacere di ospitare, di avere con noi 28 persone tra assistenti e volontari. Gli assistenti chiaramente gestiranno le moto, le attrezzature di gara, mentre i volontari volonterosi, persone soci dell'associazione che io definisco diversamente pigri, perché sono veramente collaborativi e disponibili, andranno strada facendo e parallelamente alla gara andranno a consegnare questi aiuti nelle scuole, negli ospedali, negli orfanotrofi e soprattutto negli accampamenti dei nomadi del deserto. Il primo nostro rally Tuareg risale a 18 anni fa. 18 anni fa eravamo in 2. E poi man mano che l'associazione è cresciuta, si è sviluppata, abbiamo radunato più piloti italiani ma anche internazionali e di conseguenza siamo riconosciuti come primo team a questa gara, ripeto, internazionale, gestita e organizzata da un ingegnere tedesco, un amico dell'associazione. E non vediamo l'ora di partire, anche se in realtà il cambio rimorchio con le attrezzature è partito ieri mattina, adesso è in Francia e noi raggiungeremo il resto della comitiva sabato sera. Partiremo ufficialmente da Erfoud, dove ci saranno le verifiche tecniche e amministrative della gara, poi ci sposteremo a Zagora, una parte tornerà verso Merzouga e noi piloti torneremo invece a Erfoud. Io faccio finta di guidare, sono riconosciuto come il piccolo pilota vicentino, perché fin dall'inizio mi hanno detto che sono troppo vecchio, troppo piccolo, troppo basso, non ci arrivo a toccare per terra, non riesco a portare la moto e quando qualcuno ci dice che è impossibile realizzare un evento, per fortuna abbiamo la mente predisposta per risolvere i problemi e di conseguenza ci iscriviamo già al rally successivo.